Fabrizio Lagaipa, nuovo amministratore del distretto turistico della Valle. Ecco, quali saranno gli obiettivi e come intenderà portarlo avanti? Il distretto turistico sta tornando a nuova vita dopo un rinnovato interesse da parte della Regione Sicilia. Ci sono tanti progetti in itinere, abbiamo risposto anche a una call per quanto riguarda delle idee di promozione. Io succedo a Gaetano Pendolino, che ha fatto un grande lavoro, non fosse altro perché ha dato vita al distretto, che nasce da una costola del consorzio turistico, anche questa da lui creata, ed eccoci a una nuova fase di vita di questa che è attualmente l'unica realtà promozionale del nostro territorio. Ci sono tante idee, ci sono tanti progetti. Io ho deciso di mettermi a disposizione perché credo in questa terra, io ci vivo, ci investo e desidero che sia il paradiso che può e deve essere. Il distretto ha una struttura dalle 1000 potenzialità, almeno inizialmente quando fu fatto, tanti soci, tanto entusiasmo, però negli anni, insomma, anche grazie alla Regione non mi sembra che ci sia stato un lavoro particolarmente impegnativo, anche recentemente addirittura si era pensato a una liquidazione. Nonostante ciò lei ha voluto intraprendere questo percorso. Allora, in assemblea si è votato sull'ipotesi di liquidazione o meno, si è deciso di continuare. Io per primo sono stato in passato straordinariamente critico, non nei confronti del distretto in sé, ma nel fatto che un ente che non aveva il supporto della Regione, che da una parte l'aveva in qualche maniera promosso, dall'altra poi l'aveva disconosciuto, quindi sembrava senza senso. Ora invece a quanto pare il vento è notevolmente cambiato, perché la Regione ha riattribuito centralità ai distretti e quindi ci sono dei finanziamenti che sono già stati destinati in teoria a progetti di promozione sul territorio, quindi una promozione di secondo livello dove però si possono fare delle belle cose, quindi speriamo di lavorare per il nostro territorio. Ricordo che lei ha avuto già un'esperienza con la costituzione del Consorzio Turistico Valle dei Templi. Consorzio turistico, a differenza del distretto che è un ente pubblico-privato, il consorzio turistico è un'associazione puramente privata. Abbiamo fatto tante iniziative con tutte le difficoltà di essere privati su un territorio come il nostro dove non c'è niente. Noi, gli imprenditori dalle nostre parti sono veramente molto disagiati. Abbiamo fatto il possibile, spero in questo nuovo ruolo di poter fare ancora meglio, molto meglio. Ecco, il primo punto che potrà fare come nuova guida del distretto quale sarà? Allora, la primissima cosa che faremo ovviamente è essere presente in questa bellissima vetrina che è la festa del mandorlo in fiore, quindi è una cosa che chiaramente ha un respiro molto breve perché è una cosa di qua a un mese, però è importante dare un segnale di vita. Dopodiché andremo a Palermo e andremo a valutare tutte le opportunità di finanziamento e di promozione che si offrono al nostro territorio e faremo partire delle ulteriori sinergie, ad esempio con l'ente parco, che è nostro socio, e quindi adesso l'ente parco ha la responsabilità di promuovere ben 48 siti archeologici, mentre prima ne gestiva uno soltanto, e quindi ci metteremo a disposizione per questa promozione e ci metteremo a disposizione anche per contribuire a trovare dei fondi europei che possano avere una ricaduta vera sul nostro territorio. Io sono un imprenditore, per me le risorse devono dare risultati con cose che si toccano, per cui io sono contrario a qualsiasi ipotesi di progetti faraonici che poi non lasciano niente. Speriamo di fare bene.